Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Aspettarci Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a reagire alla Fiorentina, del campionato che sta facendo la Fiorentina. E magari poi durante la giornata o anche dopo, se mi fate vedere il supporto giusto, cioè quello di lasciare minimo 3 like, oppure vi do anche un'alternativa, dovete iscrivervi almeno in 4, dobbiamo aumentare di 4 iscritti, se proprio lo volete. Vabbè, in pratica dovremmo fare gli acquisti che fare della Fiorentina. Se appunto queste alternative, questi obiettivi che vi ho dato si avverano. Vabbè, la Fiorentina in questo momento dal lato esterno di un tifoso di un'altra squadra magari molti pochi problemi, oppure alcuni dei tanti problemi che in questo momento la Fiorentina ha, rispetto magari ad un tifoso della Fiorentina che ha ehm, può vedere a meglio a 360 gradi i problemi che questa squadra ha. Per esempio io col Napoli, 2 anni fa, la stagione 23-24, vedevo molti problemi rispetto a chi o chi non tifava per il Napoli, gli piaceva sul calcio ma non tifava, oppure un tifoso di un'altra squadra vedeva. Vedevo molti più problemi di quelli che esistevano. Tuttora io vedo ancora molti problemi nel Napoli, però vabbè, questa non è la sede giusta di parlare del Napoli. Per esempio, no? La Fiorentina, un problema che non si può negare, che è quello che gli attaccanti non segnano poco. Per esempio in campionato, quante volte ha segnato? Non so che non me lo ricordo neanche, 2, 3, 4 volte massimo. Nonostante che la Fiorentina, ho visto, prima di fare il video, ho visto delle statistiche, è la quinta squadra con occasioni create in campionato. E così come la quinta squadra per occasioni create, ma anche sbagliate, della prima ad aver sbagliato tante occasioni in campionato, e anche la terza o quarta difesa che subisce più attacchi dagli avversari ed è tipo la terza peggior difesa del campionato e il secondo peggior attacco. Quindi, per esempio, io ieri vi ho parlato di una notizia riguardo alla Fiorentina che voleva Diego Coppola, se ve la ricordate. Diego Coppola, forse non ve l'ho detto nel video di ieri, essendo un giovane attaccante, io lo vedo bene per la Fiorentina. Può giocare a fianco a Moseken al posto di magari di Dzeko, ma non mi ricordo se è infortunato, vabbè. Però giocatori giovani, soprattutto per queste squadre qua, servono alla Fiorentina, ok? Servono molto a squadre come la Fiorentina. Cioè, servono come il pane e l'acqua. Rispetto magari a giocatori sopra i 30 anni, vicino ai 40, che sono quasi alla fine della carriera.
come zero. Riguardo la difesa, la Fiorentina, ve l'ho detto, è una tra le prime 5 peggior difese del campionato la seconda, anche oltre alla seconda peggiore, oltre che al secondo peggiore attacco della Serie A, anche la terza peggior difesa. Forse l'ho detto prima, mi sono scordato, vabbè. Cioè, nonostante l'anno scorso la Fiorentina mi ricordo che concedeva molto poco, perciò dico, mi scandalizza anche a livello difensivo la Fiorentina, ecco, cioè squadre come la Fiorentina, no? In questo momento, al posto di stare in zona retrocessione o vicino alla zona retrocessione, devono essere quinte, seste, massimo settime, vogliamo esagerare, ottave, ok? Ma no nella seconda parte della classifica, nella parte destra della classifica, devono minimo stare tra le prime 10, questo, quindi nella parte sinistra. Cioè, una cosa scandalosa, cioè, ok, tu ne perdi qualcuna, ne perdi 2, 3, 4, però quando inizi a vedere che incomincia a perdere, non fai neanche una vittoria, ok? Devi farti qualche domanda che a livello psicologico è molto carente la Fiorentina, che ehm, nella Fiorentina, ok, poteva vincere la scorsa contro il Verona, poteva vincere e guadagnare 3 punti. L'altra contro non mi ricordo contro chi era la 14ª giornata, la Fiorentina, però se mai potevi vincere, capì? Non era così tanta forte, magari dopo me la cerco e scrivo un commento dove vi dico qual è la squadra, si la poteva vincere e guadagnare 6 punti in 2 partite. 6 punti ce l'ha ora. Ce l'ha quasi all'inizio della 16ª giornata. Ci sono 16 settimane, più di 16 settimane considerando le pause nazionali, quindi una ventina di settimane, 22 settimane per la precisione, che ha 6 punti, che è ultima. Cioè, è una cosa scandalosa. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, se volete il video degli acquisti che penso per la Fiorentina. Ciao!